Io non posso accettare che resti tutta sta roba in giro per le montagne. Non ha usato mezzi termini il governatore del Veneto sulla situazione delle montagne venete colpite dal tornado di un mese fa, perché dopo la devastazione del tempo ora avanza quella della burocrazia. In mezzo ci sono i sindaci che si sentono impotenti quando devono intervenire su terreni impervi o di privati per sgomberare gli alberi caduti. Allora il presidente del Veneto, dal palco della Mostra Internazionale del Gelato, ha tracciato una linea chiara di intervento. Dove le amministrazioni non riescono a farsi la pulizia, dove le regole non riescono a farsi la pulizia, dove i privati non riescono a farsi la pulizia. Il 30% di questi 28.000 ettari sono privati, quindi a me, io posso andare in casa ad altri, però prima devo fare delle diffide, quindi evitate di scrivere, di dirmi mai sono stato diffidato, o ti pulisci a casa o se no facciamo col metodo giapponese. Veniamo a prenderti i tronchi e dopo non piangere, perché uomini e donne avvisati, mezzi salvati. Sindaci che comunque saranno al fianco del governatore nella veste di commissario all'emergenza montagne. Credo fermamente che i soggetti attuatori che sono il punto di riferimento di questa gestione commissariale siano i sindaci. Anche per questo incarico però il presidente è stato molto chiaro. Nessuno ha la bacchetta magica per spostare quei tronchi. Se qualcuno pensa di salire in squadra per fare polemica o pensare di farsi la campagna elettorale, ci penso io a rilanciarlo fuori dalla squadra. Mi ci metto un attimo, gli tolgo la gestione commissariale, gli tolgo il soggetto attuatore e dirò anche perché. Ma il vero avvertimento il governatore l'ha lanciato ai furbetti del disastro, annunciando i dati finali calcolati superiori al miliardo di euro. L'importante è che le dichiarazioni siano controllate, che verificate bene, perché io poi le passo alla Guardia di Finanza come ho sempre fatto e ogni tanto qualcuno lo becco. C'è gente che si approfitta su queste robe, io non ne voglio. Quindi datemi una mano, perché quello che arriva con la macchina dice che finiva sotto l'alluvione e tutti in paese sapevano che era uno che aveva la macchina smasocchiata da sassi da anni, quello va, ce ne puniamo uno per educarne tanti.